Buonasera a tutti e bentornati alla nostra rubrica Momento Critico per analizzare i grandi classici del cinema col nostro critico Vianeo da Mestre. Buonasera. Areo! Allora, per chi non la conoscesse, vuole ricordare in che cosa consiste il suo lavoro? Ma è molto semplice, sai, io sono critico di film e ora vado al cinema, guardo il film, a fine della proiezione, ma anche durante più delle volte, mi alzo in piedi, dico a tutti, ma mi fa un film sto qua, mi fa una buiata, comunque vedevi altri, anzi fermo una roba, diciamo tutti insieme, regista, coppa te! No, perché do anche dei consigli, se posso, sì. naturalmente. Qui lei critica. So critico, è ovvio, so critico. Bene, molto bene, allora, Hitchcock. Chi? Hitchcock. Hitchcock. Parliamo di questo grande regista questa sera. Quali sono i suoi più grandi capolavori di Hitchcock? I più grandi capolavori di Hitchcock? Lui sono praticamente, non so, allora, La finestra sul cortile, Certo. poi La donna che visse due volte, Sì. che è la moglie dell'uomo che voleva morire presto perché di Sabo Maronito muore due volte, cioè, una volta di sopporto. E poi c'è il famosissimo film che tutti conoscono, naturalmente, Psycho. Vedi che sei d'accordo con me? Trama. Ma allora, che sia un bed and breakfast gestito da un maniaco. Sì. Ogni tanto uno che va lì al bed and breakfast viene coppato dal maniaco. Ok. Ogni tanto, mica tutti, no. perché no, ecco, io comunque io sei attento al business, perché se maniaco non sei mona, È diverso. È diverso. Però lui cosa fa? Lui è maniaco, ma tanto sei maniaco che io praticamente si veste come sua madre. Sì, vive in un appartamento facendo finta di essere sua madre, si veste da sua madre, praticamente io pensa come sua madre e ogni tanto ti vedi su una sedia d'ondo da una finestra sul cortile. Ma che non è il film, se è un altro film è finestra sul cortile, se è un altro film, se è un altro film. E praticamente lui vivendo come sua madre, che è morta, la fa vivere per una seconda volta, come una donna che visse due volte, che però c'è un altro film, non femo confusione. Ma insomma, ascolta, Hitchcock, qua ti dai, fa un fiale fantasia, con una femmina e una finestra, ti ha fatto 20 film, vedi, non so. Intanto non chiamiamolo Hitchcock, che mi sembra offensivo. Allora, ci vuole dire però qual è la scena madre di questo film? Con sta madre, no, sempre vabbè, scena più famosa del film Psycho è naturalmente quella in cui una femmina sta facendo la doccia, dietro si vede proprio dietro delle tendine, no? Proprio da bed and breakfast, che tendine, e praticamente si vede l'ombra del maniaco vestito come sua madre che praticamente con un corteo la coppa. Critica? Ora, andare su un bed and breakfast gestito da un maniaco non si sommare. Scusa, come non si sommare? Nel senso, non si sommare, ma si sommare. Non si sommare, non si sommare. No, non si sommare, ma se io che fa sommare è morta, ma io fa Ma sommare. certo, io fa sommare. Pa coppare, ma non si sommare. Come non si sommare? Sì, io fa sommare pa coppare, ma non si sommare, perché non si sommare. No, non si sommare, ma nel senso che lui interpreta io fa sommare, ma non si chiaramente sommare. Ma è ovvio che non fa sommare, pa coppare fa sommare, ma non si sommare. E non si sommare neanche andare da un maniaco. Te goito che non si sommare, e non mi pare sommare se io fa sommare. Non si sommare. Te pare? E soppare? Soppare non so, ma non si sommare? Non si sommare, te pare? Te pare a te? Non si sommare? Non si sommare, te pare? No. Hitchcock.